Prima edizione di Sardinian Day, manifestazione voluta da Taste of Sardinia. Bruno Azzori, Taste of Sardinia, un'associazione che è nata tanto tempo fa. Primi passi mossi con tanta fatica, tanta cosa. Finalmente siamo arrivati a un qualcosa che dovrebbe esportare la Sardegna in tutte le sue funzioni. Deve esportare la Sardegna, deve esportare proprio la comunicazione del cibo, no? Delle specialità enogastronomiche sarde, proprio come attrattore turistico per chi vuole venire a visitare la Sardegna. Dunque questo è proprio un momento per conoscere tutte le lavorazioni particolari, i dolci particolari, le paste, i vini, la vernaccia, le bollicine che si fanno in Sardegna, proprio per comunicare le eccellenze, no, del fare nel settore dell'agrofood. Una strada iniziata con molta fatica che è arrivata grazie all'impegno anche della Regione. Assolutamente, io devo ringraziare proprio l'assessorato al turismo della Regione che grazie a un suo bando ci ha permesso di organizzare tutto questo, certo, perché è un'associazione non profit senza un contributo non potrebbe operare, non potrebbe comunicare tutte le bellezze della Sardegna e fare promozione turistica anche. Si dorme la notte il giorno prima? Oggi ho dormito. Perché, ma dalla stanchezza, perché veramente... Incoscienza. L'incoscienza. 3 giorni dove ci saranno delle masterclass anche abbastanza importanti, soprattutto con la speranza che chi viene poi trasmetta a sua volta tramite il famoso passaparola, che forse è la cosa migliore del mondo. Assolutamente sì, ci si presenteranno delle eccellenze come il cappero di Selargius, le erbe aromatiche della Sardegna, il tonno di Carloforte, le bollicine sarde, la vernaccia di Cabras, il lievito madre dell'Accademia del Lievito Madre della Sardegna. È un cartellone di 3 giorni, c'è un evento ogni ora, dunque ricordarmeli tutti a memoria non ce la potrei fare. La cosa che posso dire è semplicemente questo: l'inizio è stato difficile, si è raggiunto un traguardo, buon lavoro per il futuro. Grazie mille, vi aspetto tutti. Ok, perfetto. Adesso...